Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Un caloroso benvenuto dallo stadio Bentegodi di Verona per la terza giornata del campionato B-Win. Il Sassuolo, capolista a punteggio pieno, ritrova dopo 15 giorni dall'ultimo match di Coppa Italia il Verona dell'ex Mandorlini, reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale contro la Juve Stabia. Grande novità per la formazione scaligera, il neoacquisto croato Sasa Bjelanović, per molti volto non nuovo. Fischietto di questa partita il signor Marco Di Bello. E sono subito i padroni di casa al quarto minuto a presentarsi in area con un calcio d'angolo battuto dai piedi dell'islandese Alfredsson. Il colpo di testa di Gomez è fuori misura. Al 14° minuto è proprio il neoacquisto Sasa Bjelanović a cercare l'applauso dei suoi nuovi tifosi. Buon fraseggio a centrocampo, ma lungo l'assist di Alfredsson per il nuovo compagno. Gli uomini di Pea rischiano il necessario, forti dell'ottimo avvio in questo inizio di campionato. Boaci al 23° non inquadra lo specchio della porta. E tutto questo il Sassuolo nella prima mezz'ora, e a complicare le cose a Pea è l'infortunio di Michele Troiano. Il giocatore lascia il posto ad un altro brianzolo, Lino Marzoratti. Si accendono i motori nell'unica vera azione della compagine emiliana e mette così i brividi al Bentegodi proprio il tiro di Karim Laribi. Sasa Bjelanović fa invece le prove tecniche, colpo di testa per lui. Il croato prova in tutti i modi a cercare il guizzo vincente, ma la risposta di Reni dell'ottimo Pomini. Non è finita, Sassuolo in difficoltà, Russo viene lasciato libero di calciare, un soffio divide il giocatore catanese dal gol. 3 reti per lui nella passata stagione. L'ultima azione è per il Sassuolo, la sventola di Boaci. Rafael si rifugia in calcio d'angolo. Finisce con uno 0-0 sotto un vero e proprio diluvio il primo tempo, un primo tempo nettamente a favore degli uomini di Mandorlini. Torna il sole al Bentegodi, una ripresa che si tinge subito di giallo perché al minuto e 38 è protagonista il direttore di gara, che vede una trattenuta di Piccioni su Ferrari, lo stesso Ferrari che si incaricherà di battere questo calcio di rigore. Attonito il capitano nero-verde, ammonito in questo frangente. Ferrari contro Pomini, spiazzato, e 13.000 del Bentegodi esplodono in una vera e propria bolgia. Ottima la realizzazione del giocatore, finora in discussione proprio dei suoi tifosi, e l'1-0 dell'Hellas Verona sul Sassuolo. Pea suona la carica ai suoi. Il Sassuolo, in apparente stato confusionale, prova a rialzare la testa con Boaci al 21°. Si smarca bene il giocatore nero-verde, ma fa partire un tiro troppo potente che si alza sopra la traversa. E ancora il Sassuolo che non ci sta, non crede in questo risultato e manda avanti Sansone, che accarezza il palo e la possibilità di ristabilire il risultato. Rivediamo il sinistro del giocatore, sempre molto impiegato e sempre molto proficuo nelle sue azioni, così come in questa azione al 26° della ripresa scarica un sinistro violentissimo, ci mette i pugni l'estremo difensore del Verona, bravo sempre a farsi trovare pronto. E ancora Sansone con una punizione dalla distanza alza la carambola in verticale, ma la palla viene respinta. Mandorlini ci crede e prova l'ultimo assalto al fortino, e Ferrari, l'autore del gol, a mangiarsi la possibilità di portare a 2 le marcature. Un po' di nervosismo nel finale, ma finisce 1-0 per l'Hellas Verona, che trova la sua prima vittoria casalinga e balza a 6 punti, a pari merito proprio con gli uomini di Pea, che tornano a casa con il primo tonfo stagionale.